A pochi giorni dal Natale è la crisi a far notizia. La crisi imporrà un Natale low cost a partire dall'organizzazione del cenone fino ad arrivare ai tanto attesi regali, per i quali si prevede un budget prefissato con il quale si cercherà di fare quanti più acquisti possibili. I recenti pagamenti dell'IMU renderanno queste festività per molti agrigentini più povere e in un certo senso diverse. In una viatenea apatica al clima natalizio abbiamo voluto sondare quelle che sono le sensazioni della gente per questo Natale con la crisi sotto l'albero. Natale della fame hai chiesto. Io sono preoccupato non per me, ma per i miei nipoti e per tutti i piccirilli che crescono ora, che non hanno futuro, non hanno niente. Quale Natale è? Sì, molta crisi. Come cambieranno le vostre tradizioni? In peggio, andiamo sempre peggio. La crisi è molto difficile poterla superare così in maniera molto breve, ci vorrà un bel po' di tempo. Speriamo che questi signori cambiano il modo di pensare e di ragionare. Questo Natale cambieranno quindi anche le vostre tradizioni di famiglia? Senza dubbio, anche perché dall'altro con questa crisi che c'è non è che uno si può permettere di fare quello che faceva una volta. Quindi meno regali per i parenti? Bravo, fa lo stretto necessario, quello fa per quei bambini, qualche cosa così e costa. La crisi si sente. Quello è sicuramente senza dubbio, però ho notato anche che al centro commerciale le persone comprano, anche oggi ho notato questo. Ma c'è crisi, che bisogna fare? Quindi tu farai meno regali, cambieranno le tue tradizioni in famiglia? No, la famiglia è la famiglia, quindi le tradizioni non cambiano, però i regali comunque si fanno. Io li faccio, pochi ma... li faccio quest'anno. Per questo Natale lei farà meno regali? Niente proprio, sa, perché non ce la faccio. Non ce la faccio a poter fare dei regali, perché guadagno molto poco e ancora a quest'età vado a lavorare. E purtroppo per quest'anno dobbiamo accontentarci solo di mangiare e basta. Tradizioni sovvertite e sconforto. Questo è quanto emerge da questo breve sondaggio. La sfiducia nella politica poi completa il quadro di questo Natale che sembra quasi un peso, un obbligo al quale si cerca di sfuggire. Crisi o no, si cercherà di dare dignità ad una festa sacra e sentita come poche, nella speranza che l'anno prossimo potremo trovare sotto l'albero un Natale migliore.